Buonasera amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Riccardo Carta vi giungono dal Palacopron di Sestu per l'ultimo atto di regular season di Serie C1 tra Sestu Sardinia e Città di Cagliari. Ora il Sestu che prova il contropiede, bene, molto bene qui con il tiro che colpisce l'incrocio dei pali di Foppa. Entra anche Francesco Tola che tocca il suo primo pallone. Belleboni prova a puntare qui il suo avversario. Belleboni se la sposta sul destro ed è un gol favoloso quello di Marzio Belleboni che porta in vantaggio il Sestu Sardinia. 1 contro Spano, palla lasciata qui a Mazza, occhio qui, Spano in porta e 2-0 per il Sestu Sardinia. Segna sempre Marco Spano, 2-0 in barriera. Foppa un'altra finta ancora, Soares stavolta va in porta e stavolta trova l'incrocio dei pali. Che occasione per il Città di Cagliari. La rincorsa di William Foppa che riapre la partita al Palacopron con il suo 21esimo gol in campionato. Belleboni dentro in diagonale, trova Marco Spanu e poi Galera, ancora Spanu, la palla passa, Spanu dentro la palla che rimane lì alla fine, il rimpallo premia Francesco Tola che fa 3-1, abbracciano tutti Galera, probabilmente l'ultimo tocco è stato di Francesco Tola. Vicino lì c'è Tricarico, servito invece Fois, deve puntare Belleboni, prova a scarpar via qui Fois e Riu la finta, Fois che parata di Valdes a 30 secondi e poi esce Valdes e qui c'è il fallo e c'è tiro libero in favore del Città di Cagliari e cartellino giallo per Valdes a 28 secondi e qui arriva anche il cartellino rosso per Claudio Valdes. Ha perso completamente la testa il portiere del Sestu Sardinia. Parte Tricarico, Arca la parata, appena entrato Davide Arca a 27 secondi dal termine di questo secondo tempo ha parato il tiro libero. Marzio Belleboni congela questo possesso, ha vinto il Sestu Sardinia 3-1 contro il Città di Cagliari.